78 persone residenti a Padova e nella cintura urbana denunciate per aver indebitamente intascato il reddito di cittadinanza, un danno di oltre 450.000 euro. Presentando online la domanda avrebbero dichiarato il falso in due punti principali, per esempio essere residenti in Italia da almeno 10 anni e non essere sottoposti a una misura di detenzione tipo quella domiciliare. La Guardia di Finanza di Padova, incrociando i dati delle richieste, ha invece scoperto che una quindicina di persone erano state condannate per reati anche importanti. Furto aggravato, rapina, estorsione, riciclaggio, con numerosissimi precedenti di polizia. Possiamo di certo affermare che c'era una certa spregiudicatezza nei confronti di queste persone nel richiedere tale beneficio. Uno di questi, ai domiciliari, ha usato le ore di permesso proprio per andare al CAF a farsi compilare la domanda. Con il supporto dell'anagrafe e dell'INPS è emerso che gran parte dei beneficiari non era nota al comune di Padova, ma percepiva ugualmente il contributo mensile, che 3 persone iscritte agli italiani residenti all'estero, 2 in Tunisia e 1 in Colombia, hanno presentato comunque la domanda. Ci hanno provato, a scapito degli onesti. Basandosi sul meccanismo dell'autocertificazione per snellire la burocrazia, di fatto se ne approfittano perché i controlli massivi sono complicati, perché immaginate quanti numeri ci sono di dati da analizzare e quindi nel mucchio cercano di farla franca. Però la finanza c'è riuscita. Assolutamente sì, noi vigiliamo costantemente su tutte le domande di reddito di cittadinanza. Queste persone cosa rischiano, capitano? Rischiano pene che vanno fino ai 6 anni di reclusione. Dovranno restituire quanto percepito? Assolutamente sì, l'importo indebitamente percepito è stato subito bloccato e sono state avviate le procedure per il recupero delle somme.